Io volevo stare un po' a quello che c'era nel ragionamento che ha fatto Giovanni, anche come superare l'emergenza e come la vede un agricolo come me nelle campagne del Campidano. Allora ho provato a fare un ragionamento e ho detto proviamo un po' a sviluppare davvero qualche ragionamento ponendo al centro la figura del pastore contadino, che non è questa figura una statuina di un presepe, no? Come viene definito talvolta. Sono persone, uomini e donne, che svolgono una funzione davvero importante, che va oltre l'aspetto economico e quindi svolge anche una funzione sociale. Quindi se l'agricoltura, come viene detto, è lo strumento principe di coesione sociale, allora non si può prescindere dal suo mantenimento, che è strettamente legato anche alla valorizzazione economica degli interi territori rurali. Allora io credo che in questa regione bisogna parlare e inserire nuovi modelli, che io chiamo, rispetto ad alcune prove d'ordine che ci sono, di resistenza e di speranza, cioè un bisogno davvero di futuro. Siccome va fatta anche chiarezza in ordine alle responsabilità che pur ci sono in un percorso ormai pluriventennale, in qualche ambiente ogni tanto chi discute, insomma, avvertiamo qualche attenzione, che però si limita a episodi sporadici, dettati per lo più da emergenze che sono le calamità, le pestilenze, le siccità, le alluvioni, i debiti, eccetera, eccetera. Ma è totalmente assente il dibattito che la situazione così grave richiederebbe. Ci sono pochissime idee che non circolano. Pochissime discussioni, nessuna proposta, c'è un silenzio che è disarmante. Allora mi sono chiesto e mi chiedo, e la pongo anche come riflessione a tutti, in questo deserto dove sono i partiti politici? Dove il mondo scientifico, l'università, i liberi pensatori, il mondo della cooperazione? Dove è rinchiusa la cosiddetta classe dirigente di questa regione? È un interrogativo che va posto. Chi deve produrre proposte che attraverso percorsi democratici possano portare verso soluzioni concrete? È sparito anche il confronto tra le varie scuole di pensiero. Per esempio, chi ha qualche anno può ricordare la grande discussione sulla questione meridionale e se l'intervento straordinario fosse lo strumento più adatto per affrontare lo sviluppo sociale e economico del Mezzogiorno. Oppure il grande tema della questione agraria nel suo complesso con l'analisi delle differenze territoriali del Sud. Chi non ricorda la teoria delle due velocità, il rapporto nord-sud del paese, la polpa e l'osso. Un rapporto che oggi si pone con più urgenza con tutta la sua drammatica evidenza tra nord e sud del pianeta. O ancora, nella nostra isola, la grande discussione a seguito della commissione d'inchiesta sul banditismo, dal quale scaturirono poi i piani di rinascita, come il riscatto del sottosviluppo. Oggi, oppure la grande riflessione collettiva attivata dalla riforma agropastorale. E chi se l'è scordato? Oggi la classe dirigente regionale non elabora nulla di serio, nessun pensiero lungo, direbbe un politico scomparso. Appare chiusa la classe dirigente di questa regione in una sorta di autoreferenzialità indecente. Intanto abbiamo lasciato che in questa regione si sviluppassero modelli che imitavano altre zone italiane e europee e il vizietto perdura ancora. Regioni con tutt'altra capacità produttiva e situazioni economiche che nulla avevano a che fare con noi. E oggi possiamo constatare che gli effetti di quelle scelte e della pressione del mercato globale hanno fatto sì che la vita, l'organizzazione produttiva e quella economica e sociale dipendano da decisioni che di fatto hanno annullato e livellato tutte le diversità. Quale possibilità abbiamo quindi noi per un approccio diverso e originale per una nuova ruralità in questa regione? Uno studioso delle dinamiche sociali mondiali scrive:
Il riscatto passa attraverso comunità economicamente sostenibili che rendono possibile un benessere materiale assai più pieno. Dare accesso e poteri alle comunità locali contribuisce a preservare le diversità culturali del consesso umano. L'autosufficienza economica garantisce la sicurezza materiale di cui gli individui hanno bisogno per mantenere un senso di coesione sociale e preservare la propria ricchezza culturale. Ecco, una sintesi efficacissima di quello che occorrerebbe fare in questa regione. Io ho fatto anche un ragionamento sulla politica comunitaria, perché noi stiamo in Europa e con essa dobbiamo fare ragionamenti. L'Europa ha fatto sì che negli anni passati tutti i modelli si sono uniformati. Quello che era buono per le grandi agricolture, cioè le aziende con milioni di ettari, deve essere buono anche per i nostri territori, tutti. La prima riforma, se ricordate, della politica agricola comunitaria ha introdotto l'aiuto quantità, veniva riconosciuto il prezzo per ogni quintale, per esempio, di grano prodotto. Il risultato è stato che il 20% delle aziende riuscivano a ottenere l'80% dei sostegni, mentre all'80% delle aziende veniva distribuito il restante 20%. Quindi questa distorsione introdotta dal sistema della politica agricola comunitaria ha portato il sistema agricolo ad orientarsi non verso la valorizzazione e l'esaltazione della propria specificità territoriale, ma verso una nuova specializzazione, quella delle intercettazioni degli aiuti dell'Unione Europea. In questo ci siamo specializzati. Poi ne hanno fatto un'altra che ha introdotto il meccanismo degli aiuti, l'accoppiamento, cioè l'aiuto superficie. E qui è noto il caso della regina d'Inghilterra che, possedendo il più vasto patrimonio d'Europa, è stata la più grande beneficiaria del denaro pubblico. La terza riforma è quella del disaccoppiamento totale, ossia gli aiuti sono indipendenti dalla qualità e quantità della superficie, un sostegno scollegato da tutto, solo parzialmente corretto dalla cosiddetta condizionalità. Quindi nessuna correlazione tra aiuto e sviluppo territoriale sostenibile, nessun incentivo per i comportamenti virtuosi. Qualcosa è stato introdotto nei PSR, nei piani di sviluppo rurale, che però sono, a mio avviso, una sorta di catalogo nel quale ci si perde in decine di azioni dispersive e scordinate, peraltro difficilmente accessibili alle imprese agricole che, come è noto, non possiedono risorse finanziarie tali da potervi accedere. Eppure con l'Europa bisogna misurarsi per superare il vecchio patto scellerato tra agricoltura e società. Oggi da una parte l'Europa viene avvertita come un limite per la libertà di manovra dei singoli Stati, aggravando i vincoli produttivi e consegnandoci appesantimenti burocratici. Dall'altra è cresciuta nei cittadini la diffidenza, la convinzione di un'agricoltura assistita che drena risorse importanti destinate ad altri settori produttivi. Il paradosso è che la riforma della PAC è riuscita a minare la credibilità dell'agricoltura e conseguentemente del contadino pastore, non più visto come asse portante del sistema di conservazione e sviluppo dei territori rurali, bensì come un dilapidatore di risorse pubbliche. Poi abbiamo cattiva stampa, piove vi danno soldi, non piove non vi danno soldi, c'è crisi di mercato, eccetera, eccetera, eccetera. Però non si discute più e non si ragiona più, e l'assenza di un'analisi, la superficialità e il cinismo di molti, unito alla poca memoria, ha portato alla omologazione dei comportamenti anche tra schieramenti politici diversi. Certo, ognuno deve prendersi la sua fetta di responsabilità, però non ci sono state differenziazioni nei partiti politici. Tutti hanno concorso alla riforma della politica agricola comunitaria, guardando esclusivamente ai soldi da portare a casa. Il risultato è devastante: abbandono dei territori rurali, impoverimento, sfiducia, fuga. Siamo a quasi 150.000 ettari di terreni seminativi abbandonati. Le zone irrigue, parlo del mio territorio, sono utilizzate al 10 o il 15% delle loro possibilità. Il prezzo del latte viene pagato il 30-35% di meno del costo di produzione. Le aziende agricole e zootecniche sopravvivono grazie ai trasferimenti dell'Unione Europea, benessere animale, indennità compensativa, seminativa, eccetera, eccetera, eccetera. Ma questi aiuti cesseranno nel 2013
Il risultato sarà davvero drammatico, l'agricoltura e la zootecnia così come oggi la conosciamo sarà spazzata via. In assenza di interventi risolutivi oltre 100.000 persone andranno ad ingrossare le file di senza lavoro. È un effetto devastante per la Sardegna. Nessuno parla neanche dei nuovi interventi. In questi mesi sono stati predisposti i primi appunti, ormai anche sono un buon grado di approssimazione per la nuova politica agricola comunitaria, che dovrà tener conto per forza di cose dei paesi dell'est, a forza di caratterizzazione agricola, dell'area di libero scambio con i paesi che si affacciano sull'altra sponda del Mediterraneo. La Sardegna deve fare la sua parte, proporre allo Stato italiano e quindi all'Europa di riconoscere la particolarità del nostro territorio, cioè un'isola cerniera tra il sud europeo e la nuova area di libero scambio. Si proponga dunque il nuovo modello di intervento, si rivendichi la libertà di accesso, potere e risorse, una nuova politica di intervento pubblico per rifare dell'agricoltura e la funzione dell'agricoltore pastore. Si propongono norme che regolano il principio della reciprocità. Seguendo questi principi, se ingenti risorse vengono messe a disposizione per un nuovo modello di intervento di sviluppo rurale, i progetti devono essere orientati a migliorare il benessere generale delle popolazioni, la sostenibilità ambientale, la sicurezza e la genuinità degli alimenti, creando una correlazione alla spesa di soldi pubblici e l'interesse generale delle popolazioni. Risorse, poteri dunque, non assistenza, sta qui la chiave della coesione sociale, ma non mi pare ci siano altre strade per un'isola come la nostra. Non politiche uguali perché non siamo tutti uguali, basta con la competitività richiamata a tutti i livelli dei documenti di programmazione. E infatti fino a ieri sviluppo e competitività sono state, in parte ancora lo sono, parole d'ordine molto efficaci perché portavano in sé la promessa di una larga diffusione del benessere. Oggi si può dire che proprio nelle società più sviluppate il legame tra sviluppo e competitività entrare in crisi. È finita, non c'è più, non ha funzionato. Quindi reciprocità, non competitività, perché quando i pastori non ce la fanno abbandonano, quando gli agricoltori non ce la fanno abbandonano, quando gli artigiani non ce la fanno abbandonano. E se va via chi produce beni materiali, i nostri paesi registreranno un impoverimento non solo culturale, ma dove regna povertà, dove si arriverà anche all'esclusione sociale. Tutto ciò sta accadendo oggi qui nella nostra terra. C'è uno studio che dice che nel 2050 saremo 1.200.000 e concentrati lungo le coste e lungo le città. Ora, qualcuno se lo vuole porre questo problema in questa regione. Quindi non assistenza, ma investimenti per salvare le nostre campagne, i nostri piccoli paesi così belli e così disperatamente soli. Reciprocità per me vuol dire che io, pastore e contadino, ho la possibilità di vivere dignitosamente nel mio paese. Produco beni materiali quali alimenti di qualità e genuinità certificata. Curo l'ambiente, la flora, la